Cristina a casa. Perché essere uniti, essere aperti a tutti significa andare tutti sullo stesso bersaglio. No, andateci voi perché siete degli ignoranti, andatevi al macello, poi a governarci vengo io e faccio il partito. Questa gente, questi filosofi del cazzo, a cosa servono? A cosa servono? Allora, scendono nelle strade con noi, ci mettono la faccia insieme a noi, si sporcano le mani come ce le sporchiamo noi, prendono il freddo e il caldo come ce le sporchiamo noi, e allora li rispetteremo, tutti, dal primo all'ultimo, perché nessuno è meglio di un altro. Ma prima facciano questo, prima deve essere fatto questo, doverosamente, perché sennò non serve a nulla. Allora, io vorrei finire e dai modo a voi di farmi domande su tutto ciò che non vi è chiaro, su tutto ciò che non vi è chiaro. Io sono qui a disposizione per rispondere alle vostre domande, però vi voglio ribadire, 5 ottobre ci vediamo. Io inviterei quelli che hanno alcune responsabilità o comunque possono dialogare, diciamo, perché qua bisogna tirare fuori una strategia, ce ne sono 2 o 3, quindi magari le ascoltiamo, così qualcuno ne ha un'altra ben venga, e dalla strategia decideremo la data, perché non si può fare nessuna data senza la strategia, altrimenti che cosa facciamo? Cioè, indico un matrimonio e non c'ho una sposa? Prima devo dire con chi mi sposo, poi dico vi invito al matrimonio con Katia. Non si può fare al contrario, non si può fare. Vedo che ogni tanto spesso succede questo, va bene, ben venga pure questo, si può sbagliare, questi sono errori, non sono mica malafedi, questi sono errori di inesperienza, perché si fanno questi errori, l'ho fatti anch'io, quindi perché l'ho fatti pure io in passato, quindi non è che sto a vantarmi, non l'ho fatti, però prendo atto che così non fai nulla. Allora, il 5 di ottobre ci riuniremo a porte semichiuse, diciamo, ecco, e ovviamente decideremo questo, lo faremo a Potinia, ci riuniremo a Potinia, chiuderemo tutti i cancelli, chiuderemo tutto e usciremo con una strategia importante e con una data. Chiaro che la strategia, ripeto questo concetto, questa volta, se una parte può essere detta, l'altra fate voi. Quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Ovvio, ripeto, che se qualcuno non se la sente, bene, non useremo violenza, su questo è chiaro. Non faremo azioni che vanno fuori dalla legalità. Non serve, assolutamente non serve. Se questa volta ripeteremo lo stesso numero, che secondo me è molto superiore perché non riusciamo più a dialogare con tutta la gente che ci chiama, abbiamo dei seri problemi, io credo che veramente possiamo arrivare all'obiettivo, ma l'obiettivo deve essere chiaro prima a tutti, al popolo italiano, tutti, deve essere chiaro prima, non durante o dopo, perché altrimenti abbiamo perso, altrimenti faremo un'iniziativa unilaterale, egoistica, che può essere giusta quanto mi pare, ma non è la cosa che va fatta. Il popolo, il nostro popolo, quindi noi siamo il popolo, ci dobbiamo essere aggiornati di tutto, perché se uno di voi prende un'iniziativa e non lo dice a noi, dice oh, ma che vuoi fare? Perché fai sta cosa? È legittima sta domanda, non è sbagliata. Quindi io vi prego, se non avete capito qualcosa, se avete domande da farmi, io vi prego, ponetemele senza limiti. A livello personale, se ho amanti o no, non me lo fate, perché tanto non vi rispondo, ok? Ciao!